sono molto lieta di essere qui oggi in questa splendida cornice, peraltro ringrazio gli organizzatori per l'invito, ma li ringrazio soprattutto per aver pensato di ritagliare uno spazio specificamente dedicato alle questioni etiche legate all'introduzione dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario. Non è così scontato, insomma. In questa mia breve presentazione cercherò di partire dal potenziale trasformativo che indubbiamente l'intelligenza artificiale ha in ambito sanitario, sia per quanto riguarda la ricerca che la pratica clinica, e come è stato peraltro già molto bene rappresentato nella presentazione precedente, discutendo però anche alcuni aspetti di carattere etico che dovrebbero quantomeno essere considerati complementari a quelli clinici e poi, come si vedrà dopo, a quelli legali. L'obiettivo di questo mio intervento è un po' quindi quello di analizzare e di navigare, tanto per usare anche un termine che forse si addice bene all'argomento, le opportunità però anche i rischi legati allo sviluppo, all'implementazione e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario, con un approccio quanto più possibile però positivo e propositivo. Oh, scusate, sto facendo... Sì, no, ho bisogno del bicchiere che però era in fondo. Sapevo che sbagliavo a fare... Stai qua. Ecco, ok. Prima di tutto dobbiamo premettere che quando si parla di etica nell'ambito dell'intelligenza artificiale o come applicazione dell'intelligenza artificiale, la riflessione che facciamo è una riflessione di tipo multidimensionale. Scusate, ma devo avere qualche problema con il telecomando nel far partire la presentazione, non è un problema. Questa riflessione multidimensionale affronta aspetti diversi e prende in esame il comportamento di attori diversi. Primi tra tutti, ovviamente, i medici e i ricercatori, che sono gli utilizzatori esperti dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario, ovviamente. Dobbiamo però anche considerare, e penso che questo sia peraltro il luogo e l'occasione giusta, come anche i pazienti e i cittadini utilizzano l'intelligenza artificiale, quali sono i problemi, le opportunità, i rischi, le criticità legati all'accesso all'intelligenza artificiale, in particolare all'intelligenza artificiale generativa, banalmente ChatGPT o altri chatbot di questo tipo, da parte dai comuni cittadini o dei pazienti. La riflessione etica abbraccia anche aspetti più generali, come le questioni etiche legate alla regolamentazione del mercato. Dietro all'implementazione dello strumento ci sono, come sappiamo tutti, degli interessi anche politici ed economici molto rilevanti che necessitano di riflessioni e di azioni importanti, sia dal punto di vista etico che poi anche ovviamente dal punto di vista legale. La riflessione abbraccia anche però aspetti che potrebbero sembrare in un certo senso marginali o più distanti, come la questione ambientale, della sostenibilità ambientale, ma che in realtà sono strettamente connessi all'utilizzo di queste tecnologie in ambito sanitario. Penso soltanto all'ultima versione della Dichiarazione di Helsinki, che nel 2024 ha specificamente introdotto la questione della sostenibilità ambientale come uno dei punti di attenzione che anche i ricercatori devono tenere presente nella progettazione delle loro ricerche. E infine, se vogliamo da un punto di vista un pochino più filosofico, l'etica interroga anche l'intelligenza artificiale in se stessa. Che cosa significa considerare l'intelligenza artificiale come un'entità a sé stante? Significa oggi o magari in un prossimo futuro dover attribuire dei diritti, una personalità, un'identità, dei doveri, delle responsabilità direttamente all'intelligenza artificiale? Ebbene, io oggi mi limito soltanto alle prime due dimensioni, ovviamente, che sono quelle che sono più di nostro interesse, che sono quindi la dimensione o comunque il lato del medico, del ricercatore, che come vi dicevo è l'utilizzatore esperto, qualificato di questo strumento, e quindi agli aspetti più legati alle finalità, alle modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle conseguenti responsabilità, e invece poi al lato paziente, che viene inteso più da una prospettiva di protezione del paziente. Quando noi parliamo di uso dell'intelligenza artificiale da parte dei medici e ricercatori, parliamo soprattutto di applicazioni
come quelle che sono state presentate dal dottor Porte, quindi sulle quali non mi soffermo. Si tratta di utilizzi legati a forme di intelligenza artificiale generativa, come ad esempio la generazione di dati o di pazienti sintetici, il drug reproposing o repositioning, la simulazione di scenari clinici utilizzati sia per la pratica clinica che per la formazione, ma anche a forme di intelligenza artificiale differenti che sono riconducibili alla cosiddetta intelligenza aumentata, che non si propone come creatore di contenuti nuovi, ma come supporto al decisionale per il medico e per il ricercatore, quindi con applicazioni legate ad esempio all'analisi di grandi volumi di dati, sempre per la ricerca e per la pratica, il supporto alla diagnosi, ma anche al supporto alla formulazione di proposte terapeutiche. Chiaramente questi strumenti risultano particolarmente utili nell'ambito delle malattie rare, dove la scarsità di dati, la difficoltà di accesso a volte anche dei pazienti a delle competenze specifiche e qualificate rendono ancora più difficile il compito del medico e del ricercatore. Quindi questi strumenti sono veramente, da un punto di vista potenziale e anche attuale, visto quello che ci è stato poi appena presentato, uno strumento estremamente, una risorsa, uno strumento estremamente rilevante, che però bisogna in qualche modo, come si diceva, controllare. L'uso dell'intelligenza artificiale però non avviene soltanto da parte di diciamo, utilizzatori esperti o qualificati. Sempre più spesso anche i pazienti e i comuni cittadini utilizzano queste risorse, in particolare strumenti di intelligenza artificiale generativa, come ChatGPT, che usiamo un po' tutti ormai, no? Quindi in questo senso, nell'ambito clinico, l'utilizzo di queste forme, di questi strumenti può essere potenzialmente un rischio, perché possono essere utilizzate per fare autodiagnosi, per cercare o interpretare o implementare le informazioni cliniche che il paziente riceve, o anche addirittura per trovare forme di supporto emotivo, psicologico, quasi un rapporto umano in qualche modo. E in questo caso appunto diventa o può diventare un rischio quando questo tipo di ricerca non è supervisionato. È inutile cercare o pensare di impedire ai cittadini e ai pazienti di fare queste domande. Non ha senso, perché comunque l'hanno sempre fatto. Prima dell'intelligenza artificiale il paziente cercava su Google, sui motori di ricerca, quindi non ha senso voler limitare questo accesso, ha invece molto più senso tentare di istruirlo in qualche modo. Vi presento solo questi dati, mi scuso, è in inglese, ma perché ho voluto fare lo screenshot proprio del rapporto recente dell'Harvard Business Review, in cui vengono presentati quelli che sono gli ambiti di ricerca delle persone, cioè che cosa le persone comuni cercano o comunque su cosa interrogano l'intelligenza artificiale. Sono stati fatti il confronto tra il 2024 e il 2025, come vedete al primo posto, in modo personalmente io l'ho trovato stupefacente, al primo posto c'è proprio l'interrogazione rispetto a questioni legate alla salute, alle possibili terapie e alla ricerca di compagnia, ma vedete anche il secondo e il terzo punto. Si è assistito, e il rapporto lo spiega molto bene, a uno shift, a un passaggio dall'interrogazione su temi tecnici all'interrogazione su temi molto personali. Cioè pensate anche soltanto all'organizzazione della propria vita o alla ricerca di uno scopo. Quindi dal nostro punto di vista diciamo che il primo è quello un po' più inquietante, però anche il secondo e il terzo sono suggestivi di un cambiamento, di un passaggio. Quindi quali sono a questo punto i rischi da governare, direi, o le sfide da affrontare in questo senso? Qui, scusate, ho fatto riferimento anche al documento della World Medical Association, chiaramente. Da un punto di vista etico classico, di solito ci si rifà ai classici principi di autonomia, beneficenza e giustizia, ma in modo molto più concreto potremmo dire che il primo riferimento è interrogarsi sui rischi, sulle opportunità per il rapporto medico-paziente e a quelle legate al processo di acquisizione del consenso informato. Innanzitutto è necessario pensare che
il primo rischio lo corrono i medici e i ricercatori stessi, il cosiddetto rischio bias da automazione, l'automation bias, il rischio di fare troppo affidamento sulle informazioni, sui risultati ottenuti tramite l'intelligenza artificiale, che sono certamente affidabili, sempre più affidabili, ma il rischio di fare troppo affidamento può compromettere anche il rapporto tra medico e paziente, e questo anche perché il rapporto di fiducia tra il medico e paziente dovrebbe essere salvaguardato attraverso quello che anche il dottor Porta diceva, l'utilizzo di questi strumenti al fine di promuovere la comunicazione tra il medico e il paziente. Ormai anche il nostro legislatore da qualche anno ha introdotto, ha messo nero su bianco sulla legge 219 del 2017 che la comunicazione è tempo di cura, e quindi ben vengano gli strumenti che permettono di risparmiare tempo per dedicare questo tempo alla comunicazione. Però questa cosa deve essere fatta nel momento in cui io ho più tempo, quel tempo lo devo dedicare in più al paziente. E inoltre, e su questo vado molto veloce perché è stato già espresso molto bene dal dottor Della Porta, è inoltre necessario garantire la trasparenza. Questi strumenti spesso funzionano come delle scatole nere, dei black boxes, che non si sa bene come producano i loro risultati. Magari i risultati sono giusti, ma non comprendere il processo attraverso il quale questi risultati sono stati ottenuti rischia ancora una volta di compromettere la fiducia del paziente nel medico. Peraltro questi risultati spesso, o meglio questo procedimento spesso non è solo incomprensibile per il paziente, ma molto spesso anche per l'operatore sanitario. Allo stesso modo la tutela della privacy rimane un tema sempre centrale. Il paziente deve essere messo nelle condizioni di sapere quantomeno per che cosa vengono utilizzati i suoi dati, per la pratica clinica, per la ricerca, per addestrare l'intelligenza artificiale. Per tutte queste cose è corretto che il paziente sia messo nelle condizioni di conoscerlo. Dal punto di vista invece dei principi generali di beneficenza e giustizia, e quindi delle questioni più legate all'affidabilità, alla sicurezza e all'equità, certamente è necessario innanzitutto un monitoraggio accurato dell'addestramento dell'intelligenza artificiale. Come è stato spiegato, questi strumenti funzionano su dei dataset che reali, chiaramente, che però devono essere aggiornati, devono essere accurati, che devono essere soprattutto rappresentativi. E questo diventa particolarmente problematico nel caso delle malattie rare oppure di alcuni tipi di popolazioni, perché è difficile avere la quantità di dati sufficiente per addestrare l'intelligenza artificiale e poi a produrne dei nuovi. Allo stesso modo, oltre a monitorare l'addestramento, è necessario monitorare costantemente i risultati, perché, come si diceva prima, il rischio che anche il medico, anche il ricercatore faccia eccessivo affidamento ai risultati è sempre presente, e in questo senso è obbligatorio, è un dovere del medico verificare costantemente i risultati. E questo perché la differenza tra un paziente e un medico, quando si legge un risultato, è che magari in entrambi i casi ci si può rendere conto, entrambi si accorgono se ci sono degli errori. Quello che sa fare in più il medico è vedere se manca qualcosa. Il paziente non è in grado di capire se manca qualcosa nella risposta che gli dà l'intelligenza artificiale, il medico sì, ed è questo il valore aggiunto. Per promuovere l'equità è necessario che questi strumenti siano accessibili, perché, come si diceva, all'Humanitas c'è questo progetto, c'è la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale per creare anche questi referti, ma noi siamo in grado di garantire poi l'accesso a queste tecnologie e quindi ai benefici che certamente queste tecnologie possono dare a tutti i pazienti che ne hanno bisogno, o rischiano di aumentare quello che già esiste, il divide, in questo caso digital divide, tra chi può accedere a centri magari molto specializzati e chi non può farlo, anche banalmente solo per quello che si diceva della distanza geografica da un centro molto specializzato che è in grado di offrire anche questi servizi. E poi, forse il punto più difficile, quello che vi dicevo all'inizio, di educare in qualche modo i cittadini, oltre che i pazienti, all'utilizzo di questi strumenti e quindi avvantaggiare un accesso istruito all'intelligenza artificiale. Vorrei fare l'ultima considerazione rispetto a una riflessione che secondo me
riflette un po' anche, oltre le problematiche relative all'utilizzo di questo strumento, anche un po' il corso dei tempi, come il paziente si approccia alla medicina. Ed è spesso curioso vedere come recenti studi si sono interrogati sulle aspettative dei pazienti e dei cittadini quando interrogano l'intelligenza artificiale per questioni mediche. E si sono interrogati diversi ricercatori su quanto l'intelligenza artificiale risponde in modo empatico, la sua capacità di fornire supporto emotivo, addirittura spirituale, la capacità di rispettare la diversity, la possibilità di interpretare addirittura cambiamenti e caratteristiche di tipo culturale, sociale, la cortesia. Come mi risponde l'intelligenza artificiale? Addirittura io parlo dicendo ciao, grazie. Ci sono modi curiosi di intendere. Questo aspetto, oltre ad essere curioso in sé, però ha anche un rovescio della medaglia che io trovo più inquietante, ed è quello che sempre più frequentemente ci si aspetta invece dal medico un comportamento da macchina, cioè ci si aspetta che il medico risponda a una velocità disumana, che sia infallibile, che risponda alle nostre necessità con le stesse caratteristiche che noi dovremmo ricercare in una macchina, sostanzialmente. E quindi assistiamo a questa cosa che è un po' paradossale di cercare l'umanità nell'intelligenza artificiale e cercare l'artificialità nell'essere umano. È una cosa disturbante però, se ci pensiamo, in qualche modo. E questo perché noi, ripeto, cerchiamo questa umanità nella macchina usando lo strumento in modo sbagliato, ma lo strumento di per sé e l'utilizzo sbagliato di questo strumento è allo stesso tempo causa e conseguenza di un rapporto di fiducia che ormai da tempo sembra essere incrinato. Forse quindi noi semplicemente non dovremmo cercare queste caratteristiche nell'intelligenza artificiale e nel medico. Cioè noi dovremmo continuare a chiedere al medico di essere competente, di essere empatico, di essere professionale, e dovremmo chiedere all'intelligenza artificiale di aiutare il medico con l'analisi di grandi quantità di dati, con tutte quelle cose che fa una macchina, uno strumento. Perché la cosa più veramente preoccupante è che se, per tornare a quello che era la definizione di Turing dell'intelligenza artificiale, noi riconosciamo nell'intelligenza artificiale la capacità di non distinguere la sua risposta da una risposta umana, questo implica qualcosa di più profondo, e che è quello di non riconoscere più all'umano la sua specificità. Ed è la cosa fondamentale, anche e probabilmente soprattutto in ambito medico. Quindi io non ho una risposta chiaramente, però è un interrogativo che ci dobbiamo porre. Perché noi dovremmo chiedere all'umano e all'intelligenza artificiale di fare qualcosa che non è il loro mestiere, che va oltre quelle che sono le rispettive caratteristiche e competenze? Quindi diciamo che chiudo un po' dicendo che se l'intelligenza artificiale viene intesa come un supporto all'attività del medico è assolutamente uno strumento molto potente, ma è uno strumento. Noi non dobbiamo pensare che il paziente si debba fidare o affidarsi all'intelligenza artificiale, perché il paziente si fida e si affida al medico, e proprio sulla base di questo rapporto di fiducia può accettare in piena autonomia anche che il medico utilizzi questi strumenti per la ricerca e per la pratica clinica. Quindi un po' le conclusioni sono proprio molto semplici. Ripeto, l'intervento, l'avvento, l'utilizzo e l'implementazione dell'intelligenza artificiale è sicuramente uno strumento, qualcosa da tenere in considerazione come uno strumento assolutamente importante, ma come uno strumento. Allo stesso modo, quindi, è importantissimo mantenere la centralità del rapporto medico-paziente, del rapporto di fiducia tra il medico e il paziente, perché è proprio questa la vera sfida dal punto di vista etico, cioè utilizzare il pieno potenziale di questi strumenti per promuovere la relazione medico-paziente e non ovviamente per eroderla. Vi ringrazio.